Con il ritorno del Friuli Venezia Giulia in fascia gialla riaprono le grotte di Villanova che dopo quasi 2 mesi di stop forzato dalla giornata odierna accolgono nuovamente il pubblico. Le visite al percorso turistico standard e quello special, che si spinge fino all'imponente Sala Regina Margherita, ripartono con orari e in giorni che verranno confermati di settimana in settimana in relazione all'andamento dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni ministeriali. Rispetto a febbraio, però, adesso i visitatori potranno prenotare le proprie escursioni anche nel weekend, oltre che in alcune giornate feriali dedicate. Il percorso turistico standard, durato un'ora e mezza, sarà accessibile il lunedì e il mercoledì con 2 partenze alle 11 e alle 14.30. Il venerdì alle 17.30 si potrà scoprire quello special che ha una durata di 2 ore e mezza. Sabato 1 e domenica 2 maggio saranno invece offerte 4 partenze per l'itinerario standard dalle 10.30, 12, 14.30 e 16. Lunedì 3, infine, riprenderà l'appuntamento fisso con il post sentiero nascosto al di fuori del tragitto turistico con caschetto a LED che immerge nella storia delle grotte che ha una durata di circa 3 ore. Il gruppo esploratori lavoratori Grotte Villanova e lo staff delle guide sono comunque ottimisti, sottolinea il presidente, sperano in una continuità stagionale per poter erogare il servizio con regolarità e porre in essere interessanti collaborazioni e progetti.